Ancora disordine nel carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento. Alcuni detenuti nel primo pomeriggio di ieri hanno dato vita a una violenta protesta che si è trasformata dopo in una vera e propria aggressione nei confronti del personale in servizio nella struttura. Tempestivo è stato l'intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria guidata dal comandante Gesuele Pullara che, tra tante difficoltà, sono riusciti a stabilire la calma e individuare gli esagitati. Nei confronti dei 5 detenuti, sia italiani che stranieri, è scattato un nuovo arresto per le ipotesi di reato, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Ancora momenti di tensione quindi nel carcere di Agrigento, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi del genere. Qualche giorno fa 4 detenuti hanno distrutto una cella di transito e poi dato fuoco all'interno del reparto. Il SAPPE, sindacato della Polizia Penitenziaria, ha già preannunciato un sit-in per il prossimo 21 settembre. L'area detentiva è oramai governata da pochissimi poliziotti, ai quali gli viene richiesto di vigilare su più postazioni, posti di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto. Non vi è alcuna distinzione tra i ruoli, ci si arrangia come può. Il personale è stanco, avvilito e demoralizzato, praticamente sfiancato, quanto dichiara il sindacato SAPPE della Polizia Penitenziaria. Non meno di una settimana fa la parlamentare agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono ha fatto un sopralluogo nella struttura denunciando una situazione critica. Anche ad Agrigento, ha affermato la Iacono, esiste una sproporzione tra la popolazione carceraria e gli agenti della Polizia Penitenziaria. La struttura agrigentina è sovraffollata rispetto alla sua effettiva capienza, aggiunge la parlamentare Iacono, anche a causa della presenza di persone che andrebbero ospitate in strutture adibite alla cura e all'assistenza.